energetico di 60 anni, il Giappone di 100, noi abbiamo un piano energetico che giovedì non sappiamo che cazzo fare. Noi abbiamo di pensare che dobbiamo per forza passare dall'energia fossile a quelle rinnovabili. È normale, ma è un passaggio di civiltà. E ci sono già le università di Stanford che stanno facendo, che si può fare entro il 2050, benissimo. Entro il 2030 tutta l'energia elettrica deve essere trasformata con le rinnovabili, quelle vere rinnovabili. E entro il 2050 tutta l'energia, compresa quella fossile, deve essere sostituita dal vento, dall'acqua e dal sole. Basta! È una rivoluzione, cominciamo adesso. Dobbiamo uscire. Una nazione va avanti. Se vai a vedere le statistiche, nei 24 paesi dell'OCSA, siamo in fondo alle statistiche, come velocità, come cultura. Siamo il paese che in Europa ha al più basso il numero di diplomati, al più basso il numero di laureati. Abbiamo 7 persone su 10, 7 su 10 in Italia, 7 su 10 in Italia, la porta del Rinascimento di Dante Alighieri, 7 su 10 hanno difficoltà a capire un discorso se è leggermente complicato, 7 su 10 siamo analfabeti, la rete, non parliamo della velocità della rete, il download, l'upload, vai a vedere sopra di noi, sotto di noi c'è il Ruanda, quindi ci stanno passando tutti i paesi. Abbiamo quasi il 90% dei giovani che seguono su internet e la maggior parte di persone adulte, il 60% non va in internet. E allora dicono a me, vai in televisione. Io dico a loro, alzate il culo e uscite e andate o nelle piazze o in rete. E questa è una delle nostre stelle. Questa è una nostra stella. Noi dobbiamo metterlo dentro la Costituzione, che uno quando nasce per diritto di nascita deve avere gratuitamente l'accesso a internet, perché la sua conoscenza è come la religione. Deve essere... E invece di che cosa parlano questi qua? 7 mesi che discutono dell'IMU, l'ICI, il TARSU, TISI, TUSI, tutto. Adesso IUC è un rutto, è un rutto di un alcolizzato. Non sanno dov'è la copertura e non la copertura. Noi cazzo abbiamo presentato delle leggi, un sacco di leggi, ci sono i parlamentari qui, andatele a vedere. Centinaia di interrogazioni, migliaia di robe, decine di leggi, tra cui l'eliminazione dell'IRA per la piccola e media impresa, togliere l'IRA perché è una tassa sui costi, più assumi più vieni tassato, fare il reddito di cittadinanza. Signori, bisogna cominciare a disgiungere il cervello sul lavoro e sul reddito, bisogna ragionare in modo diversificato, perché c'è molta gente, quelli pochi che hanno un posto di lavoro, ma sono convinti di avere un posto di lavoro, hanno un posto di reddito, perché devono essere costretti ad accettare qualsiasi stronzata per sopravvivere. E questa non è vita. Sentirete dopo di me delle persone che parlano nel mondo, famose nel mondo e qui non conosciute, che parlano di felicità. Ecco qual è il nostro reddito di cittadinanza, per andare verso qualche cosa, per stringere la forbice che si allarga sempre di più. Hanno fatto il referendum in Svizzera, l'hanno perso, però per 1 mese, 2 mesi in Svizzera hanno parlato che i manager non devono guadagnare 12 volte più dello stipendio minimo dei loro collaboratori. Non è passato perché era una minoranza, perché la maggior parte delle industrie sono già a una forbice 1,2, non 1,12. Dobbiamo parlare di queste cose, dobbiamo parlare di energia, di informazione, di scuola. Dio mio, invece questa gente qua parlano di che cosa? Napolitano ha fatto un governo in una notte, si sono messi in 3 a fare un governo in una notte per non fare entrare. Ecco qual è il gradimento. E io sono qua formalmente a dirvi che abbiamo pronto l'impeachment per Napolitano, se ne deve andare.
Un uomo che appena si è raddoppiato, mai successo nella storia della Costituzione che si raddoppiasse la carica nello stesso giorno, ha distrutto i nastri delle intercettazioni telefoniche con Mancino. Non lo voglio, no, rimarrai da solo Napolitano, la tradirai da solo l'Italia. Beh, mi devo calmare. Non vedete che abbiamo già cambiato, abbiamo già fatto la nostra rivoluzione. I partiti non ci sono più. Noi dobbiamo solo fare una cosa, trattarli bene, dargli l'estrema unzione e basta. Devono andare, finita. Sono come il dicti ostellium è hanno scoperto recentemente un animale che si chiama dicti ostellium ed è una specie sembra una merdina, una corteccia d'albero che non si muove apparentemente, ma vedi che ha dei movimenti, è un'ameba, è un ameboide, sta lì, mangia dei batteri e poi vai il giorno dopo a vedere dov'era, non c'è più. Il dictiostellium discoideo non c'è più. Dove è andato? Si è frantumato in migliaia di cellule e queste cellule vanno per conto loro a cercare il cibo, come i partiti di oggi si frantumano e vanno cellula per cellula a cercare di dissanguare ancora una nazione dove non c'è rimasto più niente. Bene, dobbiamo rifarlo questo paese. Rifare il rapporto fiscale. Guardate che la politica è il fisco, è solo il fisco. Allora bisogna vedere chi deve pagare le tasse in questo paese, bisogna spostare le tasse. A chi genera all'ambiente dei disastri pagano le tasse, chi consuma molta energia fossile paga le tasse, chi invece si orienta per le rinnovabili e ha una produzione che non sia usa e getta, il monouso. Bisogna andare verso quelle cose lì. Bisogna cominciare per i nostri figli. Bene, io sono qua per dirvi che la nostra proposta, oltre andare anche oltre il concetto di questa Europa, che ormai non ci credono neanche più i bambini, ho parlato con i miei figli, ma dico l'Europa di che? Ma basta, è un'Europa fatta, l'avete già capito, non sappiamo niente, non sappiamo nulla, doveva essere un'Europa della solidarietà e la Grecia per qualche miliardo l'hanno mollata a se stessa, è una regia così. È un'Europa, dobbiamo andare oltre questo concetto. O ci stiamo dentro, o ci stiamo fuori. Io sono venuto a farvi una piccola, si chiama una modesta proposta. Io voglio farvi una modesta proposta in 7 punti, me li sono scritti. 7 punti di proposta modesta. Lo so, gli speggetti. Allora noi dobbiamo fare per prima cosa quello che abbiamo sempre detto e quello che abbiamo sempre detto abbiamo fatto. Ci siamo tolti i soldi, ci siamo dimezzati lo stipendio, abbiamo dimostrato e devono seguirci, sono costretti a seguirci. Bene, quello che abbiamo detto sull'Europa e sull'euro, che non è la stessa cosa, è che noi vogliamo un referendum per rimanere o dentro o fuori l'euro, perché un referendum perché siamo stati truffati. Quando siamo entrati dentro non ci hanno detto niente, ci siamo trovati a fare il cambio 1 a 2000, ci siamo trovati a competere in questo mercato schizofrenico che non si riesce più a capire, i derivati, le scommesse. È una scommessa. Oggi la più grande invenzione di questo secolo, sapete cos'è? Non è internet, è la possibilità di vendere un debito. Non era mai successo nella storia di vendere un debito. Oggi è così. Scommesse, derivati, hedge fund. Ma allora bisogna che rinsaviamo un attimo. Rinsavire significa fermarsi e guardare quello che sta succedendo. Il giro dei soldi, la BCE, noi diamo i soldi alla BCE come componenti europei. La BCE dà i finanziamenti alle banche, ha detto 1.000 miliardi in 4 anni, 500 miliardi alle nostre banche. Le nostre banche cosa fanno? Non finanziano le famiglie e la piccola impresa, comprano il debito, i BOT e i CCT e poi per darli in garanzia alla BCE che ci ridà i soldi. Ma è pazzesco! Noi diamo i soldi alla BCE. La BCE
dai i soldi alle banche, le banche comprano titoli, BOT, CCT, che li dai in garanzia per far dare i soldi di nuovo alle banche. Ma è incredibile, è schizofrenia! È schizofrenia! Allora, dato che noi siamo il terzo finanziatore dell'Europa e diamo 10-15 milioni, non so, e ce ne ridanno 6 o 7 in finanziamenti, metà dei quali vanno in truffe e truffette, in mafia, 'ndrangheta, camorra, lo sapete meglio di me. Bene, questi soldi vanno a finanziare 36.000 imprese in Romania, 36.000 imprese italiane in Romania che fanno il 3% di PIL dei rumeni. Io quelle imprese le voglio che vengano qua a lavorare, gli farò le stesse condizioni che fanno con i nostri soldi in Romania. Dobbiamo rivedere tutto, reinventarci il lavoro. Ecco perché abbiamo pensato al reddito di cittadinanza. Non può morire più nessuno. Io non voglio vivere in un paese dove uno si ammazza, quell'altro si incatena, quell'altro dorme in macchina, la Caritas, mangiano nei supermercati e questa gente parla dell'IMU, dell'ICI, dell'UC, degli IUC. Io sono stufo veramente, basta. O apriamo veramente, andiamo oltre queste cose, andiamo oltre e facciamo un referendum. Il referendum va fatto e guardate che non è essere fuori dall'Europa. Io voglio un referendum sull'euro, perché sappiate che su 27, adesso 28 paesi, 10 sono fuori dall'euro e vanno abbastanza bene, nessuno è in rischio default. Allora voglio capire il perché. Io voglio che il popolo italiano sia prima informato sui pro e i contro. Io voglio un piano B, io voglio un piano B di sopravvivenza, non delle cazzate. Allora andiamo lì a dire, va bene, dato che si basa sulla solidarietà, facciamola la solidarietà, facciamo gli eurobond, significa mettere i debiti di tutti e spartirceli insieme. Si chiama solidarietà, sì o no? Quando uno è in difficoltà. E allora andiamo a vedere se accettano. Non accetteranno mai, benissimo, prenderemo atto che non accettano. Poi vorrei, insieme a voi, un'alleanza dei paesi mediterranei. Io non è che devo andare lì a parlare con la Merkel, non mi interessa niente, non dobbiamo parlare con la Merkel. Dobbiamo parlare con i paesi simili al nostro che sono nelle stesse condizioni. Dobbiamo parlare con la Grecia, con la Spagna, col Portogallo, con la Francia. Dobbiamo parlare con quelli, mettersi d'accordo, andare lì e dire benissimo, volete l'euro? Beh, ce lo date a una velocità diversa, col 20% di svalutazione e noi andiamo avanti con 2 euro di velocità diverse perché abbiamo economie diverse. Lo so, non accetteranno mai queste cose dette da un comico, ma no, io le riporto. Non accettano i grandi economisti televisivi che dicono, poi prendono pezzettini delle mie cose, vanno nei salotti televisivi a dire è una cazzata. Questi economisti che non ne azzeccano una da 50 anni, questi economisti che escono dalle università della Bocconi che non ne azzeccano da 50 anni una, questi economisti che sono stati la rovina di questo paese, i tecnici, super tecnici. Poi un'altra proposta, sempre nella proposta, modica proposta, sì. Ce la faccio. Gli anni ragazzi. Fosse solo la vista che cala. Alleanza tra i paesi mediterranei, investimenti in innovazione e nuove attività produttive esclusi dal limite del 3% anno del deficit di bilancio. Noi abbiamo questo 3% rapporto PIL e debito che ci strangola. La Spagna e la Francia sono andati lì, non ci stiamo dentro, andiamo al 6, a meno debito del nostro. Noi dobbiamo andare lì e dire il fiscal compact, basta il fiscal compact, non possiamo fare un'economia dove gente ha firmato un contratto in nome e per conto nostro che per 20 anni dovremo tagliare 50 miliardi all'anno per 20 anni. Ma dove vai? Cosa ti devi vendere per 50 miliardi all'anno? Io non ho firmato, io voglio rivedere tutti gli accordi, voglio proteggere la piccola e media impresa, voglio che i nostri prodotti siano tutelati e se c'è da mettere un dazio, lo metteremo di nuovo un dazio sui nostri prodotti.
proteggeremo il Made in Italy. Sì, mi vedo già gli economisti, il Dazio, torniamo all'età della pietra, invece la libera circolazione delle cose, è bellissimo. Bene, i cinesi stanno esportando in Europa una quantità in dollari che è incredibile, i cinesi si stanno comprando il paese, mezza Europa, stanno esportando prodotti per quasi 300 miliardi di dollari, 300 miliardi di dollari all'anno, ma dove andiamo? Io voglio mettere dei blocchi, tu puoi arrivare fino a lì e oltre non andai. Noi siamo un paese in miseria, o tuteliamo la nostra piccola e media impresa e noi quello che facciamo con i nostri soldi, con i soldi dei parlamentari, con i soldi dei parlamentari siciliani, si tolgono metà dello stipendio, 1,5 milioni, arrivano qua 3-4 milioni, li mettono in un conto e danno del microcredito alle piccole e medie imprese. Abbiamo deciso di salvaguardare il Made in Italy, quello vero. L'olio, siamo i secondi produttori del mondo di olio, facciamo l'olio più buono del mondo e siamo i primi importatori di olio di merda del mondo. I finanziamenti non devono andare a pioggia multinazionali, i finanziamenti devono andare alle attività agricole finalizzate ai consumi nazionali interni, hai voglia delle esportazioni, hai voglia a consumare. Se più consumi più devi importare, è un gioco che non ha più scampo, non vale più nulla la crescita, il consumo non vale più niente, la crescita non crea posti di lavoro, li toglie, o ci tuteliamo con altri parametri o non c'è assolutamente soluzione. E allora un'altra modesta proposta è l'abolizione del pareggio in bilancio. Lo vedremo noi, non per diritto costituzionale, il pareggio in bilancio, vedremo come sforare e come non sforare. Allora, io vi dico questo, perché abbiamo queste modeste proposte, sono coadiuvate da qualcosa che forse voi non avete ancora capito, ma ho visto, che sono queste. Io adesso sullo schermo vorrei farvi vedere, tornando sull'euro, da quando siamo entrati così, ci siamo alzati una mattina, hanno detto 1 euro del 2009, 2.000 lire. Ma mi sembra, cosa sei scemo? Sei euroscettico? Sei euroscettico? E allora l'abbiamo accettato, adesso saranno tutti incasinati come noi, un cazzo. I tedeschi erano la cartofe. Bene, allora vi dico esattamente quali sono. Allora, il PIL dell'Italia dall'introduzione dell'euro, se vedete il grafico, è una linea che va dall'alto verso il basso e continua ad andare giù. Questi sono tutti i valori. Il debito pubblico, è lo stesso là. Il debito pubblico dell'Italia dall'introduzione dell'euro, il nostro debito, guardate dove va. Guardate dove va, mentre il PIL va giù, il debito va su. Non c'è scampo, questo è il trend, sono i grafici, non me li sono inventati io. Ve li faccio vedere da quando siamo entrati nell'euro, qual è la nostra cosa. Il debito PIL dell'Italia all'introduzione, il rapporto debito PIL dell'Italia, guardate dove sta andando, verso il 132,7%, erano al 120 quando è entrato Monti e questi governi qua sono già stati predisposti da questa gente qua. Noi abbiamo perso sovranità monetaria, abbiamo perso la sovranità economica, abbiamo perso la sovranità alimentare, la sovranità di tutto, anche la sovranità dei nostri figli che se ne vanno. Non dovete più andarvene da questo paese, dovete rimanere qui, non dovete emigrare, dovete cospirare. Il debito PIL in Europa dall'introduzione dell'euro, eccolo qua. L'Italia sta andando verso la Grecia, centro dello 2,7, ve l'ho fatto vedere prima, ma il nostro trend è quello. La Germania, guardate dov'è, la Germania è ferma, è lineare, vuol dire che il deficit non va, il suo deficit è l'unica che ha guadagnato in questi 20 anni, l'unica. Bisogna che ci scorporiamo da queste economie che sono completamente fasulle per noi. Adesso io vi faccio vedere una cosa. Vi faccio vedere come se ne vanno le nostre industrie
e vederle così una dopo l'altra. E mi viene veramente un dolore al cuore vedere queste nostre industrie che se ne vanno. Io non so se lo schermo sta andando, non vedo gli schermi.